Abbiamo in collegamento con noi Nicola Conversa, regista tarantino che abbiamo visto in primo piano con la sua bella faccia pulita anche nei giorni scorsi a Sanremo, quando c'è stata la performance dei Pooh. Ciao Nicola. Ciao, buongiorno. Mi hai avuto così tanti complimenti alle 8:30 di mattina. Hai visto? Di bello, lunedì poi, di lunedì. Che bell'inizio di settimana. Buongiorno, ciao a tutti, ciao. Tutto Ciao. bene, voi? Bene, grazie, bene. A parte il fatto di essere lunedì, tutto bene. Va bene, si sopravvive. Ma sì, allora Nicola, raccontaci di questa esperienza con i Pooh. Il documentario si chiama Pooh un attimo ancora e arriva in onda su Rai 1 mercoledì prossimo, quindi insomma dopodomani praticamente ci siamo. Giusto per aumentare l'ansia, sì. Esatto. Com'è nata questa collaborazione con i Pooh? Allora, mi è nata per via traversa, nel senso che la casa di produzione con cui ho fatto un corto con cui sono andato a Venezia, gli era piaciuto ma avevo lavorato e mi hanno dato la possibilità di presentare un soggetto per un documentario sui Pooh alla Rai. Io l'ho mandato credendo di non vincerlo perché sono fan dei Pooh di riflesso, nel senso che i miei genitori erano patiti. Siamo in due. Io li ho sempre vissuti, cioè conosco le più importanti, non ho mai sentito le altre. Praticamente mi sono informato e ho scoperto invece che avevano un gruppo, cioè è un gruppo della Madonna, nel senso che ha dei testi degli anni 70 che sono attuali anche adesso. Parliamo di canzoni come Pierre, che insomma raccontava l'omosessualità. Nel 70. E tra l'altro un altro pezzo come Classe 58 che era contro la leva obbligatoria già in quegli anni, insomma erano anche loro molto avanti. O Brennero 66 sulla guerra del Brennero che venne censurato ovunque, comunque erano veramente dei pionieri su tematiche che non si potevano toccare. Infatti alla Rai gli è piaciuto, l'hanno prodotto e mi sono ritrovato catapultato nella vita dei Pooh. Ma che bello, ma ecco, raccontaci com'è stato essere catapultato in questa vita fatta non solo loro insomma, ma anche poi tutta la loro banda, insomma, perché sono tantissimi figli, famiglie, nipoti, insomma è uno squadrone. Allora, questo è un docufilm, nel senso che ha una parte di fiction in cui c'è praticamente, loro volevano creare un prodotto cross-mediale, nel senso volevano che i giovani si avvicinassero alla musica di Pooh. Quindi ci sono 5-6 attori della generazione nuova, molto bravi come la protagonista Maria Sole Polio, Tommaso Cassissa, che sono fortissimi su internet, e racconta la storia di Greta, interpretata da Maria Sole Polio, che decide di fare il documentario sui Pooh, quindi è metanarrazione, quindi diciamo che lo vediamo attraverso gli occhi di una ventenne, cioè gli han fatto proprio delle domande che una ventenne farebbe su delle persone che non conosce. E noi abbiamo intervistato tutte le persone che gravitavano attorno a loro, come per esempio Fio Zanotti che ha creato il suono dei Pooh, o anche il fatto comunque delle chicche incredibili, tipo loro hanno inventato la macchina del fumo, cioè loro proseguono il brevetto della macchina del fumo che si usa nei concerti, sono stati i primi ad usare le luci laser sul palco, quindi è tutto diviso in 6 capitoli, raccontano tanto e credo di aver fatto delle domande non tanto banali, nel senso che secondo me i fan dei Pooh potranno scoprire qualche chicchetta, perché prima di fare il documentario non c'era nessuna idea della reunion, quindi secondo me mi hanno raccontato delle idee che non avrebbero mai più detto, invece adesso le diranno. È chiaro, grande. certo. Nicola, ricordaci l'appuntamento mercoledì sera? Mercoledì sera alle 21:25 su Rai 1. Bene, saremo tutti collegati per vedere il lavoro del nostro Nicola Conversa, ma anche insomma per riscoprire o approfondire la storia dei Pooh. Grazie Nicola per essere stato con noi. Grazie, complimenti in bocca Nicola. al lupo. Facciamo tutti il tifo per te, perché sei uno di quei tarantini che ci piacciono, insomma, che ci portano lustro in giro per l'Italia, quindi grazie davvero. Ciao. Grazie per avermi riportato a casa. Ciao.